Amicizia di qualità, tanto bellissimo questo Indan, Vanni si gira come se qualcuno potesse seguire e imitarlo, e idem, ovviamente Samuele non è da meno. Vediamo che Dan riportarsi subito in alto, guardate con che semplicità riescono a fare tutti questi numeri, ma mi raccomando, non fatevi desiderare, quindi fatevi sentire, regalategli i vostri applausi perché questi 4 ragazzi sono dei fatti scatenati, guardate cosa riescono a fare ragazzi, pochissime persone al mondo sono in grado di realizzare queste figure e qui veramente abbiamo il meglio che si può desiderare oggi, quindi veramente dobbiamo ringraziare loro e nel frattempo vogliamo sentire un applauso per questo ragazzo che in area lascia le mani e aggrappa il quadro e sono in piedi al manubrio, un trick veramente difficile anche con le moto, quindi veramente apprezzabile la pazzia di questi ragazzi che dove costruito di delle cose del genere, quindi aumenta la difficoltà, vicinissimi questi 4 piloti, 4 bellissime whip. Due moto e 2 club, 2 mezzi da 180 kg l'uno, portati a 8 metri di altezza come possibile. Non si sa mai cosa gli può venire in mente di fare. E quindi bellissime whip, queste pieghe sulle loro moto a 2-4 ruote che siano, le pieghe non mancano mai. E non ci sono altri di sosta, vediamo che si scambiano in un quadro per confrontare con gli ispiratori della birra, quindi tranquilli, non c'è pericolo. Ecco di nuovo, continua a guardare il suo compagno Alex, il Techmaker. Di questa disciplina, sono veramente il meglio del freestyle, per il quad, sono una decina in tutto il mondo in questa disciplina e con le moto abbiamo due esponenti della guida in team comunque più forti